Abbiamo detto più volte che noi siamo pronti. Il tema è che noi non abbiamo la potestà giuridica per provvedere a delle ordinanze. Se potessi fare delle ordinanze, provvederei in tal senso. L'Italia si prepara alla riapertura. Il 4 maggio i presidenti delle regioni si confrontano ed il Veneto è pronto. A ribadirlo il presidente Luca Zaia nel consueto appuntamento quotidiano con la stampa in attesa della presentazione del piano nazionale. Se qualcuno mi dovesse chiedere, io penso che i dati del Veneto ci dimostrino due cose: che siamo in grado di affrontare un'apertura da un punto di vista clinico, sanitario, per l'organizzazione che ci siamo andati. Anzi, tre cose. La prima, la civiltà e il senso, come si può dire, del rispetto delle regole che i nostri cittadini hanno dimostrato. La seconda, il territorio e la struttura sanitaria che è in grado di rispondere. La terza, direi, una storia sanitaria. Se voi pensate che dall'apertura, diciamo, ultima, che è stata quella più importante di aziende che sono aperte con le deroghe e quant'altro, ormai abbiamo una storia di almeno 15 giorni di storia sanitaria del virus con l'apertura, quindi senza lockdown, senza chiusura totale. E in questi 15 giorni noi abbiamo tutte le curve che vanno in giù. Questo non significa, prosegue il governatore, abbassare la guardia perché il virus ancora circola ed infetta. Ovvio che il contagio è sempre dietro l'angolo, cioè, io non sto sminuendo, però dico che in questa fase dobbiamo preventivare la convivenza per un po' di mesi e questa convivenza è inutile che rimandiamo la scelta, la dobbiamo fare questa scelta. Molte le questioni ancora da chiarire, molte le ricerche con gli scienziati che continuano a studiare questo virus che non smette di sorprendere, anche perché proprio in vista della fase 2 si cerca di mettere in atto tutto ciò che possa garantire la sicurezza dei lavoratori che torneranno sul proprio posto. Eppure su molti aspetti la stessa comunità scientifica non è ancora in grado di dare risposte certe, come sul test sierologico per la cosiddetta immunità. Quindi dobbiamo capire anche quanto durerà questa dura una vita o dura un mese. Lo dico per tutti quelli che semplificano, dicono fermo il prelievo del sangue e tutto a posto. Purtroppo non è così, io ho l'obbligo di dirle queste robe. Lo dico anche alle tante imprese che mi dicono ma ho un laboratorio privato che mi propone il test sierologico. Bene, è una scelta, fallo. Però oggi il mondo della scienza sta cercando di capire, ad esempio, ve l'ha detto il professor Crisanti, quanto dureranno questi anticorpi e se dureranno. Infine l'interrogativo che molti si fanno in questi giorni consultando i dati quotidiani sui contagi, perché anche se in misura molto minore rispetto all'inizio dell'epidemia il numero di positivi continua a crescere nonostante il lockdown. Molti positivi vengono fuori dalle campagne di tamponi che abbiamo fatto e stiamo facendo nell'RSA tra gli operatori. Non sono onestamente dati che ci vengono fuori dalla popolazione, o sono tamponi di contatti di un positivo, che so, un familiare che si ammala fa i tamponi agli altri familiari e trovi delle positività, ma in gran parte in questa fase, ve lo posso certificare, stiamo parlando di RSA, quindi case di riposo e altre. Considerate che noi stiamo tamponando in questa fase ancora i servizi delle cure primarie delle ASL in alcuni casi, e si è iniziato a tamponare i farmacisti. Capite che sono sempre categorie esposte, e per cui voi vedetela così, non è una coda di popolazione indistinta, no?